Buongiorno, bentornati con l'appuntamento in diretta e con contributi dal territorio con A Voi la Linea. Il mondo della scuola è in attesa della decisione su eventuali chiusure, visto l'andamento dei contagi in regione. Ci colleghiamo con Daniele Micheluzza, Pordenone, che è in compagnia della presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi. Sono previste, probabilmente arriveranno, lo sta decidendo la Regione proprio in queste ore, in questi giorni, nuove restrizioni perché i numeri dei contagi sono alti e quindi a pagare potrebbe essere la scuola. Bisogna vedere se saranno i più piccoli, tutti i grandi ritorneranno in DAD. Siamo qui a Pordenone al centro studi, qui ci sono elementari, medie, c'è il liceo Leopardi Majorana che è stato diretto da Teresa Tassanviol fino a pochi mesi fa. È la presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Professoressa, che cosa dobbiamo attenderci? Come guarda il mondo della scuola a queste nuove possibili restrizioni? Il mondo della scuola è, come dire, un po' sospeso in queste ore in attesa delle determinazioni di chi le deve prendere anche a seguito di questi dati, diciamo così, oggettivi che certificano un rialzo e un aggravamento della situazione epidemiologica col rialzo dei contagi e soprattutto col suo esponenziale propagarsi, diciamo, in termini numerici. Siamo per la verità ancora come Regione Friuli Venezia Giulia in zona gialla, allora sarà interessante anche capire se si virerà anche dal punto di vista, diciamo, dei colori, i quali automaticamente così porterà a delle restrizioni più pesanti rispetto a quelle che abbiamo vissuto in questi giorni. Io penso che la scuola in tutto questo periodo, oggi proprio in questi giorni celebriamo un terribile anniversario, diciamo, perché da un anno che siamo entrati in questo periodo di emergenza. In tutto questo tempo io penso che la scuola abbia dato grandi prove di impegno, di serietà, di generosità anche e di flessibilità nel gestire quotidianamente tutte le situazioni che via via si sono presentate. Da poco tempo, da circa un mese, anche le scuole superiori erano tornate in presenza e avevamo naturalmente salutato questo fatto con grande favore. Quindi, però io penso anche questo, che come cittadini e quindi anche come gente di scuola dobbiamo avere fiducia di chi ha il compito, il dovere, anche la responsabilità di prendere decisioni per il bene di tutti e quindi come sempre faremo la nostra parte. Ecco, dopo i mesi di didattica a distanza per le superiori, questa volta potrebbero essere i più piccoli, quelli del primo ciclo, a pagare, diciamo così, perché forse quelli più esposti al contagio? In effetti i dati ci dicono, no, che la fascia interessata dal diffondersi dei contagi è proprio quella relativa alle età più basse, quindi coincidenti un po', diciamo, con gli alunni delle scuole del primo ciclo, che devo dire sono anche quelle che forse hanno pagato in termini di stress, di impegno e di fatica di tutti gli operatori il prezzo più alto. Quindi potrebbe, come dire, anche rovesciarsi in questi giorni le decisioni prese, diciamo, precedentemente e magari pensare ad una chiusura di questo tipo degli istituti comprensivi. Però sappiamo che in questo caso subentrano problemi di tipo sociale diversi, perché naturalmente tenere in didattica a distanza bambini dai 3 ai 14 anni comporta degli oneri familiari, comporta la presenza dei genitori a casa per accudire i figli e quindi saranno necessari tutti quei provvedimenti, diciamo così, che consentono ai genitori di stare a casa, quindi congedi parentali, perché sono tutte misure che sono scadute con il 31 dicembre. E quindi questo dà la complessità della situazione. Ecco, per quanto riguarda la didattica a distanza, forse i più grandi erano più attrezzati, con i piccoli come ci si può comportare forse per loro seguire. Abbiamo visto anche
nello scorso lockdown è un pochino più difficile al computer i bambini delle primarie e dell'infanzia. Sì, non credo che sia tanto un problema di strumentazione, perché ormai insomma la dotazione tecnologica sia di scuole che di famiglie, questa è un problema in larga parte superato, ma certamente un bimbo dell'infanzia, soprattutto delle primarie, non si può immaginare che stia davanti ad un computer senza la mediazione di un adulto. E anche i tempi di fronte al video dovranno essere molto più contingentati, quindi insomma si aprono degli scenari anche didatticamente diversi. Il tutto naturalmente in attesa delle decisioni della nostra regione. Grazie alla professoressa Teresa Tassanviol per essere stata con noi oggi. È tutto, a voi la linea. I bambini e ragazzi delle elementari e delle medie sono molto rispettosi delle regole, quest'anno anche i genitori sono stati piuttosto scrupolosi nel non mandarli a scuola in caso di sintomi legati al Covid. A dirlo è il segretario di Udine della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, Paolo Lubrano, convinto che per i più piccoli sia importante la presenza a scuola, in presenza. Sentiamo. Che ruolo hanno le scuole in questa situazione? Chiaramente queste nuove varianti sono più contagiose e come contagiano tutta la popolazione c'è un aumento di contagi anche tra i più piccolini. È chiaro che forse percentualmente superiore, ma è chiaro che prima erano pochi casi, adesso ce n'è qualcuno in più e questo fa pensare che le scuole, o meglio gli alunni, siano i responsabili in questo momento della situazione. Non è assolutamente così. Se andiamo a vedere le cause del contagio, queste sono e rimangono prevalentemente al di fuori delle scuole. Tra le ipotesi in campo, quella di un ritorno alla didattica a distanza per quanto riguarda gli istituti superiori, dovrebbero essere tutelate le elementari, probabilmente anche le scuole medie. Ecco, ha qualche informazione in più rispetto a quella a nostra disposizione? No, nel senso che chiaramente le superiori, come già nei mesi scorsi, pur capendo e pur comprendendo i grandi disagi che sta creando per tutti i ragazzi, però non tanto anche qui per quello che succede all'interno della scuola, ma per tutto ciò che comporta l'andare e il tornare da scuola, quindi mezzi pubblici, assembramenti fuori dalle scuole, eccetera. Sicuramente le superiori sono un fattore di rischio maggiore, questo è un po' dimostrato dovunque. Molto meno ritengo per quanto riguarda le scuole di grado inferiore, dove oltretutto una eventuale chiusura comporterebbe enormi problemi per quanto riguarda l'assistenza dei minori. Sulla fascia d'età delle elementari e delle medie, mi pare di capire, lei dice potrebbero essere più diciamo, i disagi che i benefici di una chiusura. Beh, direi proprio di sì, visto la necessità che hanno soprattutto i più piccoli di fare la didattica in presenza. La didattica a distanza per un bambino delle scuole elementari è veramente complicata e richiede comunque l'assistenza dei genitori. E in più devo dire che il comportamento all'interno della scuola dei ragazzini delle scuole medie e delle scuole elementari mi sembra sia veramente encomiabile. Poveri, sono molto bravi. L'indicazione è: a fronte di sintomi compatibili a quelli del Covid, i bambini vanno tenuti a casa. Anche questo ha messo insomma un po' in difficoltà le famiglie. I genitori come si stanno comportando? Rispettano questa regola nonostante ovviamente le difficoltà nella gestione della vita familiare quotidiana? Ma devo dire che perlomeno la sensazione è che queste regole vengano in moltissimi casi rispettate, anzi rispetto allo scorso anno c'è molta attenzione anche a sintomi minimi, il raffreddore o poco di più, per cui spesso il genitore tiene a casa il bimbo per qualche giorno, anche se come sintomi non veramente c'è molto poco. Quindi un'attenzione maggiore io la vedo, abbiamo molte chiamate da genitori proprio per come gestire queste sintomatologie minore. Certamente, come sappiamo, poi è difficile clinicamente distinguere ciò che è coronavirus da ciò che non lo è,
ma direi che in gran parte i genitori sono molto attenti. Un'ultima cosa, vaccini agli under 16, come la vede? Beh, aspettiamo che ci siano, questa è la risposta primaria, nel senso che per ora non ci sono. Sono iniziate alcune sperimentazioni per la fascia fino a 12 anni, se ben ricordo, però dobbiamo innanzitutto attendere che il vaccino sia effettivamente approvato. Dopodiché, torno a dire, bisogna sempre capire quale priorità dovremmo dare a questa fascia, tenendo conto che è vero che il contagio colpisce anche loro, ma che dal punto di vista di peso della malattia continuano a essere, per fortuna, assolutamente risparmiati. Quindi se uno dovesse fare delle priorità, probabilmente non entrerebbero tra le prime, anzi probabilmente sarebbero tra le ultime. E qualche istante di pubblicità e torniamo subito con voi. Rieccoci, bentornati con la seconda parte di A voi la linea. Nonostante la pandemia, le imprese artigiane continuano ad avere fiducia nella propria attività con un voto pari al 7,54 su una scala da 1 a 10 nel gennaio del 2021, il dato più alto dallo stesso mese del 2015. Il dato emerge dalla 30ª indagine congiunturale dell'artigianato in provincia di Udine, presentata stamattina nel capoluogo friulano dal presidente di Confartigianato Udine Graziano Tilati, presente anche l'assessore regionale alle attività Sergio Emidio Bini della regione. Resta insufficiente la fiducia invece nel sistema paese. Sentiamo. Oggi è stata presentata l'analisi congiunturale, appunto l'andamento del settore, praticamente nell'anno del Covid tiene la fiducia nonostante il crollo del fatturato e comunque le imprese scommettono ancora su se stesse. Quindi abbiamo 3 punti cardine: resilienza, la crisi, cioè una crisi che praticamente non si segnalava, non era così evidente da tanto tempo, forse addirittura mai, e poi invece la speranza, forse nel 2022 la luce. Beh, credo che questi 3 aspetti segnalati sono quelli che oggi ci fanno uscire da questa conferenza stampa con una visione abbastanza prospettica, abbastanza positiva per quanto riguarda il 2021, ma in particolare il 2022, cioè questa voglia di resistere. 88%, 87% di aziende che nonostante ciò vogliono andare avanti. Un campione della fiducia nella propria attività e nella propria azienda, quindi proiettata all'interno di un sistema produttivo. Credo che sia un segnale positivo, che vuol dire che siamo qui, vogliamo fare il nostro dovere, vorremmo farlo oggi, domani e dopodomani. Terzo, disoccupazione contenuto, la riduzione delle forze lavori in modo contenuto. In parte anche questa va analizzata come uscita per effetto pensionistico e anche una diminuzione contenuta. Questo vuol dire che le aziende sono campioni ancora una volta di resilienza in questo mondo che sta velocemente cambiando. L'unico dato che ci preoccupa è questa lotta, una lotta effettiva al Covid. Una volta bisogna sconfiggere questo virus e evitare di fare questo stop and go nelle chiusure. Se si diano delle priorità, si facciano delle chiusure in modo scientifico, si aiutino quelle attività che devono essere chiuse, e così finalmente potremo metterci alle spalle questo brutto periodo. Assessore Bini, con Sviluppo Impresa praticamente sono stati dati dei segnali importanti anche allo stesso mondo artigiano. Beh sì, con Sviluppo Impresa si è voluto dare, si vuol dare all'intero comparto economico non solo un segnale di speranza, ma soprattutto mettere a disposizione degli stessi quelli che sono gli strumenti per far sì che le proprie imprese possano adeguarsi a quelle che sono le esigenze
del nuovo mercato e soprattutto il mercato del futuro. Una cosa va sottolineata, e questo lo dico in maniera assolutamente chiara: la capacità di questa categoria di resistere, la capacità di questa categoria di anteporre agli interessi di tasca l'occupazione e soprattutto la volontà della categoria di non abbassare le saracinesche. L'87,5% degli artigiani non vuol chiudere la propria attività, quindi un grandissimo segnale da parte di questa importante categoria non solo per la provincia di Udine ma per l'intera regione del Friuli Venezia Giulia. E noi ci siamo concentrati molto sulle microimprese, sul microcredito, perché per noi questo settore rappresenta un settore nevralgico e molto molto importante. L'affrontare il Covid è stata una prima volta per tutti, quindi nessuno di noi aveva la bacchetta magica, la sfera di cristallo. Quello che si è cercato di fare in questi difficilissimi mesi, in questo difficilissimo anno, è mettere al primo posto la salute dei cittadini, e penso che lì nessuno possa dire niente. Poi certo, vero, le chiusure aperture non hanno fatto bene al comparto economico, l'incertezza a volte delle disposizioni emanate dal governo centrale hanno pesato sulle casse delle imprese, magari un po' più di programmazione, però torno a ribadire, è facile criticare chi si trova a dover fare delle scelte poi complicate per la prima volta, insomma non ha un compito facile. E un anno fa il primo caso di coronavirus a Gorizia. Ripercorre da quel momento fino ad oggi cosa è stato e cosa ha significato quel caso il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. È trascorso un anno da quel tragico sabato 29 febbraio, esattamente un anno fa, rammento, ero a casa, stavo cenando quando il responsabile di una grande società, di una grande azienda della nostra regione, mi telefonerò per dirmi: Sindaco, una brutta notizia, un nostro dipendente è stato contagiato dal Covid. E questo era il primo caso in tutto il Friuli Venezia Giulia. Certo che sapevamo, da settimane si parlava del Covid, ma non era ancora accaduto nel Friuli Venezia Giulia, ed è stata davvero una tegola, una mazzata. Mi sono sentito il cuore quasi fermare e dire: ci picchia, siamo in trincea anche noi nel Friuli Venezia Giulia. La prima preoccupazione di tutti qual era? Al trovare le mascherine, riuscire soprattutto a informare i cittadini. I cittadini non sapevano ancora cosa dovevano fare. Ho mandato subito le macchine della protezione civile con un messaggio registrato per invitarli a mantenere le distanze, a indossare la mascherina, a evitare gli assembramenti. Ho provveduto subito a stampare dei depliant informativi per tutte le famiglie goriziane, in pochi giorni stampate e distribuite, per far capire la dimensione del pericolo a tutti i cittadini e soprattutto quale doveva essere l'atteggiamento che dovevano adottare in questa circostanza. Abbiamo attivato subito la protezione civile per la distribuzione a domicilio dei pasti, ma anche la distribuzione della spesa, convenzione con società che erano in grado di sfornare anche 1.500-2.000 pasti al giorno. Abbiamo cercato di un approvvigionamento veloce appunto di mascherine e guanti, rapporto quotidiano più volte al giorno con la regione, con Asugi, il sistema sanitario, con la protezione civile, che ringrazio. C'è stato davvero un grande lavoro di squadra tra regione, sanità, comune e protezione civile. Abbiamo attivato la raccolta di fondi per chi si trovava in difficoltà, i buoni spesa. Abbiamo deciso poi, per spalmare le persone fuori dai locali, di concedere subito, immediatamente, il raddoppio degli spazi per tavolini e sedie a bar e ristoranti. E abbiamo deciso, prima ancora di qualunque altro intervento dello Stato o della Regione, di farlo gratuitamente. Nei momenti di bisogno abbiamo visto come il cuore della nostra città, il cuore di Gorizia, è grande, un grandissimo cuore, perciò un grazie davvero a tutti i goriziani. Adesso la strada è segnata, il vaccino. A Gorizia da metà marzo, anche presso l'Unione Ginnastica Goriziana, che ringrazio, verranno somministrati i vaccini, questo per creare meno disagio possibile ai nostri cittadini
proprio per la somministrazione. Dobbiamo correre verso i vaccini, speriamo che i vaccini giungano in un numero adeguato in tutta Italia e anche nella nostra regione. Un anno davvero terribile. Speriamo davvero che tra poco tempo questa tragedia, questa grande tragedia, non possa che essere un brutto ricordo da lasciare alle nostre spalle, ma un ricordo che ha segnato la vita del mondo, dell'Europa, dell'Italia e della nostra città. Ci colleghiamo in diretta adesso con Isabella Gregorato che si trova all'esterno del Palazzo del Governo di Udine. A te la linea, Isabella, che cosa si attende? Ecco, mi trovo qui davanti alla prefettura di Udine, davanti al Palazzo del Governo, dove si sta svolgendo adesso la riunione del Comitato di Sicurezza della città. Vi partecipano chiaramente per l'amministrazione comunale il sindaco Pietro Fontanini e l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. Fra le persone presenti al comitato anche il questore di Udine, Emanuela De Bernardin Stadoan. E la riunione di questo comitato è stata richiesta dal sindaco di Udine dopo la maxi rissa che che ha colpito di sorpresa chiaramente le persone in via Vittorio Veneto, una rissa scoppiata giovedì pomeriggio in via Vittorio Veneto, chiaramente sotto gli occhi increduli della gente del posto. E il sindaco Pietro Fontanini ha indirizzato proprio una lettera al questore di Udine per indire questa riunione e tra l'altro per una intensificazione dei controlli, quindi un praticamente allontanamento immediato di chi è stato responsabile di questa rissa. Ancora non vedo uscire nessuno, stiamo attendendo a momenti praticamente l'esito di questo incontro. Appena avremo ulteriori notizie vi aggiorneremo magari nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. A voi studio. Grazie a Isabella Gregorato per questo aggiornamento. Ricordiamo che le indagini per quanto riguarda la rissa e l'individuazione dei responsabili sono in capo alla sezione operativa dei carabinieri della compagnia di Udine, che lavorano naturalmente con i colleghi della questura del capoluogo friulano. E con quest'ultimo collegamento da Udine vi saluto, finisce qui a voi la linea. L'informazione in diretta su Telefriuli torna con il TG delle 16:30. Un buon pomeriggio.